È indubbio che la grande rivoluzione tecnologica che sta trasformando il mondo è il web, e le imprese chiaramente utilizzano ancora in maniera insufficiente, ma lo faranno sempre più, queste grandi potenzialità. Cioè, non vi è dubbio che se noi vogliamo essere da questo punto di vista attrattivi rispetto ad altri, dobbiamo offrire delle attrezzature informatiche, software, reti, capacità di connessione del nostro territorio col mondo, e credo che su questo ci sia invece ancora un buon lavoro da fare. Cioè, qui siamo indietro, se parliamo di strutture immateriali, cioè bisogna dare la possibilità che anche su questo, che le imprese abbiano quei servizi, diciamo che in altre nazioni sono all'avanguardia, cioè come paese siamo, quindi non è il problema soltanto del Veneto, l'intero paese. C'è bisogno di procedere velocemente. È evidente che il web è sempre più veloce, sempre più efficiente, si ha una infrastruttura informatica, banda larga, fibre ottiche, eccetera, eccetera, che sappiamo che è ancora insufficiente, anche se devo dire che vi è sempre più una consapevolezza di quella che viene chiamata l'agenda digitale, la Digitale Italia, della centralità di questo, ed è una centralità strategica, veramente strategica, perché è attraverso il web che noi riusciamo a creare delle comunità epistemiche, cioè delle comunità fondate sulla conoscenza, e il web metterebbe e alimenterebbe delle comunità che si formano attorno alla produzione di beni e di servizi, che interscambiano fra di loro e che quindi creano gli accessi alle innovazioni in senso diciamo rotondo, globale, ecco, non... Perché poi questo significa mettere in moto che cosa? Le università, le scuole, significa mettere in moto capitale umano e intelligenze questo sia un investimento importante per un territorio. Quanto e anche di più del fatto di avere un'autostrada piuttosto che il sistema ferroviario metropolitano che collega i diversi centri urbani.